Eder. Mac. Pallister. Il peso di una testimonianza non si misura dalla sua rilevanza mediatica, ma dalla sua coerenza, riscontrabilità e utilità concreta. Le indagini sono ancora in svolgimento, sicuramente in una fase avanzata. Dopo l'impulso arrivato con la consulenza collegiale medico-legale, si stanno vagliando in modo più approfondito elementi già noti e nuovi elementi, anche di natura tecnica. Ci si attende che entro la primavera del 2026 vi sia un quadro più chiaro e, auspicabilmente, un atto definitivo di impulso o in ogni caso un punto fermo. Sergio e i familiari di Liliana sono ormai stremati da questi tempi senza tempo. Nel 2025 sono spuntate 2 nuove presunte testimonianze. Va detto con onestà, il peso di una testimonianza non si misura dalla sua rilevanza mediatica, ma dalla sua coerenza, riscontrabilità e utilità concreta. Alcune testimonianze, pur suggestive, non apportano elementi nuovi o utili dal punto di vista giudiziario. Tuttavia, ogni dichiarazione, a mio avviso, deve essere comunque verificata con scrupolo, trattandosi di una vicenda omicidiaria. La testimonianza del pizzaiolo non è una testimonianza dirimente. Troppe grossolane contraddizioni, troppe assenze di riscontri, molti elementi che fanno a pugni con la logica più elementare. Non passa da queste dichiarazioni l'accertamento della verità. Sergio, anche contro questo soggetto, ha depositato un esposto. La consulenza collegiale della Cattaneo è netta. Si escludono in modo categorico cause naturali o gesti autolesionistici. Si parla di un corpo impacchettato, collocato da qualcuno su quel gelido prato dopo che la donna è stata picchiata. La presenza del doppio sacchetto sulla testa e le modalità di avvolgimento con un cordino lasso senza segni o solchi al collo sono altamente sospette. Il risultato è chiaro, si tratta di omicidio, verosimilmente per asfissia meccanica. Le circostanze più insolite nelle 3 settimane tra scomparsa e ritrovamento sono molte. Nessuna traccia della donna nei percorsi abituali, nessun avvistamento affidabile. Una scomparsa silenziosa, chirurgica. Poi il ritrovamento non lontano da casa. L'assenza di impronte di Liliana sui sacchi, sul cordino, sulle buste, sulla bottiglietta che era in borsa, scaduta da tempo. L'assenza delle chiavi originali, dei telefonini. Circostanze anomale ed equivoche che, sin dal 6 gennaio 2021, dovevano far propendere per un fatto violento commesso da terzi. E rilanciamo un'anticipazione che avevo dato qualche mese fa. Se Sebastiano andrà a processo, tra i suoi legali ci sarà sicuramente Barzan Nunzia con la consulenza di Barzan Davide. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.